Una persona avara, nutirchie, nupirchie, in lingua napoletana è definito in mille modi. Chi le nuseca turnese, è una allesonata, è una gallette castellammare, è una porocchie, che vi devo dire, è un cacasic, ce ne sono tanti. Oppure te un braccillo curt, te una manella corta. Sì, perché è talmente corta che non riesce manco ad arrivare alla tasca per prendere i danari. E gli antichi aggiungevano, te una manella corta, e la soccia mano sta in te guantare. Per verificare questa affermazione siamo arrivati qui, in una delle ultime fabbriche artigianali di Napoli, dove la famiglia Squillace da 5 generazioni porta avanti questa attività, per verificare se o braccille di guantare effettivamente è curt, a manella e piccerelle. Sì, ovvero, te un braccillo curt, te una manella corta. A Napoli da secoli si producono i più morbidi e raffinati guanti della produzione mondiale e non è che siamo noi a dirlo, voglio solo citare un libro americano di Philip Roth, Pastorale americana, ne hanno fatto pure un film. A un certo punto l'autore dice: facevo dei guanti così morbidi e di qualità che si sarebbero potuti produrre solamente a Napoli. Sì, perché a Napoli una volta, oggi le aziende artigianali si contano sulle dita di una mano, ma una volta Napoli era un vero distretto guantaio. Esistevano decine, centinaia di fabbriche di guanti, tutte concentrate soprattutto nel centro storico, fra il centro antico e la sanità, ma addirittura c'erano 2 distretti, uno su ai Camaldoli, ancora oggi esiste la via Guantai ad Orsolona, e un altro era dalle parti di Piazza Municipio, dove ancora oggi c'è via Guantai Nuovi, e tutte le fabbriche esponevano una manella. Ecco perché a Socciamana sta in guantare. Per fare un guanto di qualità occorrono almeno 25 passaggi, tutti realizzati da abilissimi artigiani con macchine oggi ancora antichissime. Una volta l'attività era distribuita in tutto il quartiere, i guantai distribuivano lavori nelle case, qui semplicemente si tagliava la pelle e poi si assemblava il guanto. Un lavoro di altissima competenza e precisione, tant'è vero che ancora oggi si dice chi è preciso con mano guantare, cioè è un'attività meticolosa, veramente attenta a tutti i dettagli. E d'altronde la competenza dei guantai napoletani attuale ha delle radici antichissime. Non dimentichiamo che nel meridione d'Italia, a Pompei, sono stati ritrovati i calcinai dove avveniva appunto la concia e la tintura delle pelli. I tintori meridionali ancora oggi sono davvero fra i più bravi d'Italia, e la selezione delle pelli da parte di questi guantai, loro conoscono talmente bene le pelli da essere veri dermatologi. Ma sapete che la Corporazione Napoletana dei Guantai c'ha addirittura una propria unità di misura totalmente esclusiva. Sì, i guantai usano il pollice francese, ma solo i guantai, che corrisponde a 2,7 cm, una misura introdotta 1000 anni fa, all'epoca di Carlo Magno, in pieno Medioevo, perché si racconta corrispondeva esattamente a un 12° del piede di Carlo Magno, e quindi ancora oggi per misurare a purzata, ovvero la misura del palmo, no? La misura del guanto, è uguale appunto al diametro del palmo in centimetri diviso 2,7. Complicatissimo. E nelle fabbriche di guanti napoletani esisteva ed esiste ancora un vocabolario tutto loro, dei termini che sono esclusivamente appannaggio dell'azienda guantaia. Che ne so, a fourchette, è quel piccolo pezzettino di pelle che si metteva fra le dita, a sferro, o capona, o scullette, sono termini che designano quelle piccole imperfezioni della pelle che magari impercettibili per noi, no? Ma piccoli difetti nella lavorazione del guanto. E quante parole poi esistono anche nella lingua napoletana. A guantiera, oggi in napoletano ogni vassoio è la guantiera, una guantiera di pasta. La guantiera era il vassoio che trasportava i guanti, delicatissimi, bisognava rispettare la pelle senza mai metterla a rischio. Oppure si chiamava guantiera anche per un altro motivo, ma sempre derivante dai guanti, perché i vassoi venivano indossati dai camerieri sempre con i guanti, e quindi vassoio a Napoli è aguantiera. Il guanto o want in lingua volgare napoletana poi è anche il preservativo, insomma sì, in napoletano ancora altre parole, o stai trattando che guanta gialla, chi lo stai trattando che guanta bianca. Il termine di guanti gialli viene dalla Francia, dove servire qualcuno con grande riverenza era trattare con i guanti gialli. Ma non oraretto, ma che lo tratti a fare così bene? Chi le tiene un braccillo corto, tiene una manella corta e non può chiusa.